Ben ritornati cari telespettatori, eccoci insieme, un capitolo che svolgiamo nell'ambito del settore agricolo, settore primario molto importante, in una situazione delicata, sì, anche se la pandemia sta scemando, speriamo, incrociamo le dita, però arrivano altri problemi che gravano anche sull'agricoltura e sul settore agroalimentare. Per parlarne abbiamo il piacere di avere in studio il neoeletto presidente della CIA provinciale, ben arrivato qui con noi, Luca Trivellato. Grazie. Già ospite nostro in quanto rappresentava la GIA, cioè i giovani dell'agricoltura di Padova, a GIA, giusto? Adesso invece in questo ruolo, un ruolo prestigioso, impegnativo, perché abbiamo visto che è molto impegnativo, prende le veci di Roberto Betto e quindi ne prende anche il carico non solo istituzionale ma lavorativo. Allora, chi è Luca Trivellato? Beh, Luca Trivellato è un giovane imprenditore agricolo, coltivatore diretto, che ha un'azienda agricola, una parte a Polverara e una parte ad Arqua Petrarca. Ho un'azienda agricola multifunzionale che spazia dal cerealicolo all'allevamento della famosa gallina di Polverara, alla didattica e entro breve tempo all'agriturismo. Quindi vi state cimentando anche in questa nuova attività di agriturismo, quindi che aprirete a breve. Questa è una buona prospettiva, insomma, una speranza un po' in generale, perché agriturismo vuol dire anche turismo che si riapre, vuol dire un'attività che ha avuto delle ripercussioni. Chi era già aperto? Certo. Diciamo che nella mia azienda agricola ho la fortuna di avere anche una raccolta di attrezzi agricoli antichi, per cui un museo della civiltà contadina riconosciuto dalla Regione del Veneto, e quindi il tema del turismo io credo che sia un tema che va di pari passo con il paesaggio, e nel Veneto il paesaggio viene fatto dagli agricoltori. Abbiamo la fortuna di essere in un territorio pieno di eccellenze gastronomiche e di prodotti tipici, e quindi l'idea di avere un'azienda agricola che sia in grado di chiudere il cerchio tra la produzione e dopo la possibilità del consumo dei piatti tipici lavorati nella maniera corretta è, diciamo, la vision della mia azienda. Ecco, colgo l'occasione della presenza di un esperto, perché noi riceviamo diverse mail di sollecitazione dei nostri telespettatori, al di là degli addetti ai lavori che ci sollevano le problematiche. Molti cittadini dicono: dovete dedicare lo spazio dell'agricoltura, quindi fanno riferimento al vostro per parlare, raccontare, far conoscere e far ricordare anche a molte persone anziane quali sono le tipicità dei nostri territori, che a volte si dimenticano, come anche la stagionalità. Insomma, a volte si tende un po' a una globalizzazione generale che sta bene da un lato, però penalizza il fattore culturale dall'altro. Siccome ha detto gallina di Polverara, quindi senza dubbio, avendo lei una laurea, una preparazione eccetera, può dirci raccontare anzi ai nostri telespettatori proprio due parole però per ricordarlo, visto che siamo su questo tema. Beh, la gallina di Polverara, come la sua cugina la padovana, che sono due razze distinte. Sono due razze distinte, questo è bene dirlo, infatti. E rappresentano un po' la grande biodiversità avicola dei nostri territori in questo caso. C'è da ricordare che la gallina di Polverara era un animale estinto. Mio padre ha lavorato per 30 anni per la sua ricostituzione. Ah, quindi non c'era... si erano perse le caratteristiche e quindi la razza della gallina di Polverara. Con 30 anni di selezione, mio padre, senza conoscenze specifiche di genetica o cose del genere, però è riuscito insomma a riportare in auge questa gallina, che ha significato anche per il territorio di Polverara anche un ragionamento rispetto alla propria storia, alle proprie radici, perché ogni prodotto tipico nostro ha a che vedere con le radici, con la cultura, con la storia dei nostri distretti, dei nostri comuni, della provincia. Com'è questa gallina, come si fa a riconoscere? Che caratteristiche ha? Perché riportarla in auge? Beh, prima di tutto perché rappresenta il comune nel quale mio padre è nato, per cui ci teneva a riportare. È una gallina della quale hanno scritto anche degli autori come Tassoni nei libri, nei racconti che sono stati fatti. E le caratteristiche sono quella di avere un ciuffo molto più eretto sulla testa rispetto alla padovana. Questo è dovuto alla mancanza di un'ernia craniale, cioè di un'ernia sulla testa, per cui è una gallina che vede molto bene e quindi ha un comportamento estremamente selvatico, dorme sugli alberi, ha degli atteggiamenti
che vanno verso gli atteggiamenti di una razza non esattamente domestica. Ecco. Un po' indipendente, insomma. Molto indipendente. Le carni sono diverse? Le carni ovviamente non c'è la presenza di molto grasso, sono carni morate, solide. E per arrivare alla maturazione sono necessari 9 mesi, per cui è un tipo di prodotto estremamente particolare e costoso, e anche quindi la lavorazione che ne segue non è quella della lavorazione del pollo che si compra al supermercato, perché deve essere trattato più da selvaggina che non da pollo. È costoso il mantenimento di queste specie particolari? Soprattutto in questo periodo, nel senso che l'aumento che stiamo vivendo in tutti i settori, dalla parte energetica e anche per quanto riguarda la parte di mangimi, di materie prime, per non parlare poi del florovivaismo, quindi dei concimi granulati che hanno subito aumenti incredibili. Insomma, tutto il nostro comparto sta subendo un grossissimo impatto sulla problematica dei costi fissi. Quindi è costoso, certo, è costosa in termini di materia prima, ma è costosa anche in termini di rischio, nel senso che è chiaro che una gallina che vive 28-30 giorni come quelle che si trovano al supermercato è soggetta ad alcuni tipi di rischi. Galline che vivono 9 mesi sono soggette ad altro tipo di rischi, l'accrescimento è ridotto, il prodotto finale è un prodotto comunque, è una gallina estremamente leggera, per cui dopo non hai... No, ma è importante capire, perché dopo ci aiuta a entrare anche nel merito specifico con questi esempi del valore aggiunto dell'agricoltura in senso generale, ma anche dei valori richiesti per poter fare delle produzioni anche di qualità. Carissimi, fate bene a promuovere la gallina di Polverara, che è un'eccellenza del nostro territorio patavino, però vi dico che fuori Padova non si conoscono. Franco da Padova. E qui la competenza internazionale del nuovo presidente era un'attività. No, non si conosce fuori da Padova, ma in Svizzera sì, nel senso che le mie galline se ne vanno bellamente in Svizzera a essere proposte nei tavoli, insomma, delle persone che hanno la possibilità di pagare, insomma, prezzi di un certo livello. Quindi abbiamo un buon export. Diciamo che comunque nel mondo avicolo, anche se non mi vorrei soffermare troppo. No, ma rispondevo il messaggio, allora, far conoscere i prodotti tipici è una cosa fondamentale, perché io credo che la ricchezza e la diversificazione del cibo e anche delle aziende agricole sia una risorsa che non ci possiamo permettere di perdere. Cioè noi non possiamo avere un'unica tipologia omologata di prodotto, credo che sia necessario fare uno sforzo tutti per mantenere comunque le tipicità e quindi anche le caratteristiche del nostro territorio. Assolutamente. Allora, a questo proposito, per mantenere le tipicità del territorio bisogna che questo territorio ci sia, questo suolo benedetto ci sia, perché sennò non si riesce a fare. Voi adesso siete un team ai vertici della CIA a livello regionale, provinciale, territoriale, estremamente giovane, molto competenti, preparati, con una cultura di base, oltre che un'esperienza anche di carattere familiare che vi supporta nell'attività lavorativa, e sapete l'importanza del suolo. C'è un problema perché per giovani imprenditori è difficile accrescere o anzi intraprendere questa attività, nonostante ci siano ogni anno migliaia di nuove aziende agricole che nascono, perché manca il suolo. Consumo del suolo, che è una vostra battaglia, uno dei cavalli di battaglia della CIA. Assolutamente, per due elementi fondamentali. Da un lato c'è la necessità di avere lo spazio per permettere alle aziende agricole di produrre, per cui la terra è un elemento necessario e imprescindibile dal quale partire su qualunque ragionamento che riguarda l'agricoltura. Il problema del consumo di suolo è un problema storico principalmente per i nostri territori. Noi abbiamo vissuto una stagione degli ultimi decenni nel quale si sono andate a sviluppare zone industriali e artigianali in ogni più piccolo comune, magari addirittura non servito da strade di collegamento all'altezza poi di rispondere alle necessità di un'impresa o di un'azienda. Questo ha generato in questo periodo ovviamente un cambiamento del paesaggio, ma anche un aumento di quello che sono i costi dei terreni. Per cui se noi... Padova in particolare. A Padova in particolare.
Per cui se noi vogliamo fare un ragionamento che vede nell'agricoltura un elemento importante, io credo che sia estremamente utile farlo per tutta una serie di motivi, non da ultimo la gestione idrogeologica della terra. È chiaro che dove c'è la cementificazione, soprattutto con i cambiamenti climatici che arrivano in avanti, è chiaro che dove c'è cementificazione poi la gestione soprattutto di bombe d'acqua o di fenomeni estremi meteorologici diventa ancora più difficile. Quindi l'agricoltura assume, come dire, un ruolo importante non solo in termini di produzione di cibo, culturali come abbiamo detto prima, ma anche in termini, voglio dire, di sicurezza per tutti i cittadini. Ecco, chi è responsabile? Perché poi si parla sempre di questo, si vedono territori come Padova e provincia che territorio libero non ne hanno più, ma chi ha la responsabilità poi di aver autorizzato e continuare a autorizzare l'edificazione, l'urbanizzazione di certe aree? Perché anche i sindaci lamentano che poi finiscono sott'acqua, come dice la desertificazione o altre aree, però poi sono i primi che autorizzano la costruzione di nuovi edifici perché fa comodo, insomma un comune si arricchisce, no? Nuovi capannoni in zone industriali, e dopo ci avviciniamo a un altro tema che è sempre legato a questo. Ma sono i primi ad autorizzarli, quindi si lamentano, ma infatti, di fatto. Va dato atto che la Regione del Veneto con la legge 14 del 2017 ha cercato di fare un ragionamento di prospettive e di pianificazione dell'utilizzo del suolo, con una legge appunto che mirava il consumo di suolo zero. Purtroppo questa legge ha subito diverse deroghe nei territori comunali. È chiaro che però va fatto un discorso da un lato culturale e dall'altro lato ovviamente di sinergia con i sindaci per riuscire a tutelare nella maniera più diciamo decisiva i territori e quindi anche e soprattutto quindi i territori agricoli. Quindi la Regione ha attuato questa cosa qui, quanto ha a che fare il consumo di suolo, dove questo è già stato in qualche modo dato non all'agricoltura ma per esempio alle aziende eccetera, e occuparlo con il fotovoltaico? Lo dico perché la notizia appunto di quest'oggi è che ci sarebbero questi sostanzialmente nel territorio di Bagnoli 40 ettari a fotovoltaico, però in un'area industriale. E c'è la questione, il sindaco vorrebbe costruire dei capannoni, quindi pur sempre costruirci sopra, una grossa multinazionale se non altro, se non sbaglio, settore energia, invece metterci 40 ettari di fotovoltaico. Questo è un argomento delicatissimo perché visto il momento attuale. È un argomento delicato ma anche che rileva, come dire, la complessità del mondo che stiamo vivendo. Se da un lato noi abbiamo la necessità di produrre energia, la crisi energetica che stiamo vivendo ne è la dimostrazione, noi abbiamo sicuramente la necessità di produrre maggiore energia elettrica per riuscire a, come dire, a mantenere la nostra qualità della vita e le nostre attività produttive. Dall'altro lato però va fatto un ragionamento rispetto a come andiamo a produrre questa energia elettrica. Allora la CIA ha detto in maniera chiara che i pannelli fotovoltaici a terra su suoli che potrebbero essere produttivi non sono accettabili, non è una cosa che va nella direzione giusta. Allora interrompo un attimo Presidente, perché l'argomento è molto interessante, poi ci sono dei risvolti, richiedo un po' di tempo. CIA contraria quindi a questi pannelli fotovoltaici, chiarissimo, dove si possono costruire, avere campi e quindi coltivazioni. Pubblicità, torniamo insieme, se volete scrivere anche messaggi a questo riguardo sul vostro pensiero, adesso però lo sviluppiamo perché appunto la cosa è particolarmente importante, tra poco.